disturbi sessuali. Sul territorio cosa si dice di questa cosa? Cosa possiamo dire di questa cosa? Innanzitutto noi medici di famiglia ci siamo resi conto, ma credo che ormai questo sia sapere comune, che il contesto sociale e demografico è profondamente cambiato. Innanzitutto perché siamo in un paese con natalità praticamente nulla e l'età quindi delle persone che afferiscono ai nostri ambulatori va crescendo sempre di più. E oltretutto si è accumulato anche il problema della crisi economica che ha creato notevoli altre difficoltà a livello della popolazione generale. È cambiata però anche la percezione di malattia, è stato ripetuto più volte stamattina per cui non mi dilungo, adesso non si parla più di assenza di malattia, ma quello che l'individuo si aspetta è di avere uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, quindi benessere, non salute, che sono due cose, se ci pensiamo, ben diverse. È cambiata quindi la richiesta da parte degli individui che afferiscono ai nostri ambulatori, sia che queste richieste siano esplicite, cioè che il paziente venga e dica io ho questo problema che non è sostanzialmente organico ma fa parte comunque del mio modo di vivere, della mia situazione di vita vissuta, ma sia anche che siano nascoste, cioè che ce ne rendiamo conto in maniera perché espresse implicitamente. Quindi è sempre più importante per quanto riguarda il nostro lavoro quotidiano prendere in considerazione vari aspetti della qualità di vita degli individui e in particolare il benessere sessuale. Nonostante questo, il medico di famiglia, come i medici ginecologi, urologi, specialisti, ospedalieri o comunque di qualunque altra accezione, difficilmente se ne occupano di buon grado. Sono sempre un po' restii a parlare di questa cosa, un po' perché non si ritengono preparati adeguatamente per il problema che vi dicevo prima, vale a dire non abbiamo avuto alcuna formazione specifica. Si è parlato di sessualità solo ed esclusivamente come sintomo di patologie organiche, tutte quelle che il collega urologo ha perfettamente elencato stamattina, che ovviamente non mi dilungo ad elencare perché sarebbe inutile e ridondante. Per il resto non se ne è mai parlato, nessuno ci ha mai dato una preparazione per cogliere questo tipo di problemi. Poi perché l'argomento crea imbarazzo. Effettivamente, cioè io sono un medico donna, ma penso anche per un medico uomo, affrontare con un individuo dell'altro sesso questa cosa, o sei scafato, sei preparato a questa cosa, oppure comunque un minimo di imbarazzo te lo crea. E poi perché tocca degli argomenti della sfera intima del paziente, ma se permettete anche della nostra. Dicevamo stamattina, e mi è piaciuto molto quello che diceva la psicologa, bisogna che io sia forte della mia sessualità, che abbia digerito la mia sessualità per riuscire a parlare di sessualità con un altro individuo, principalmente se di un altro sesso, di un altro genere. E questa è la difficoltà forse maggiore. Le principali cause non sono quelle di cui ha parlato stamattina Nicola, semplicemente possiamo dire che ci sono disturbi neurologici, malattie organiche, ci sono anche dei farmaci che inducono problemi di questo genere e nessuno più del medico di famiglia è in grado di vedere l'individuo nel suo insieme. Quindi mentre l'urologo può non sapere se l'individuo non glielo dice che prende determinati farmaci, io lo so, ho la mia cartella clinica, quindi quando il paziente mi viene a dire che ha un disturbo o comunque entriamo in argomento, posso anche mettere in relazione ad una terapia che magari io stesso ho prescritto. Oppure ci possono essere delle anomalie ormonali che posso velocemente indagare, ecco perché stamattina chiedevo la puntualizzazione su quali tipi di ormoni richiedere e con quali precisazioni. Oppure possono essere dovute a dei disturbi delle relazioni interpersonali, alla mancanza di privacy durante l'atto sessuale, cioè delle situazioni più contingenti che in realtà esulano da problemi medici veri e propri, ma di cui magari il paziente può parlare con me perché mi conosce da più tempo, perché ha più confidenza. Ci possono essere, come si diceva stamattina, anche conflitti con convinzioni familiari o religiose, oppure una educazione sessuale inesistente.
il che purtroppo mi capita come medico di famiglia a volte di fare anch'io lezioni di educazione sessuale alle mie giovani pazienti, che per fortuna vengono sempre più spesso, mentre prima era una cosa un po' scappa e fuggi, adesso no, le ragazzine di 16-17 anni a volte arrivano dicendo: dottoressa, io vorrei avere dei rapporti sessuali, cosa posso fare? Perché magari le conosco da quando erano più piccole, quindi hanno una certa confidenza. Quindi effettivamente il nostro è un osservatorio privilegiato. Tutto però cambia, sostanzialmente è cambiato in Italia quando dopo il 1995 sono stati introdotti, sono stati resi disponibili i farmaci per la cura dell'impotenza maschile, quindi della disfunzione erettile. Lì abbiamo, come dire, assistito quasi ad un cambio di marcia. Perché? Mentre prima tutto quello che ho detto finora era assolutamente vero, medico restio, paziente ancora di più a parlarne, la difficoltà, l'imbarazzo, e tanto poi cosa c'è da fare? Purtroppo non c'è niente da fare. Sulla spinta delle case farmaceutiche che avevano commercializzato i farmaci, chiaramente è stata fatta una campagna di pubblicizzazione sul fatto che se hai un problema del genere lo puoi risolvere. E allora moltissime persone hanno cominciato ad interessarsi a un problema che fino a quell'epoca era sembrato marginale e purtroppo irrisolvibile, perché la disponibilità di un rimedio riusciva a vincere la ritrosia dei pazienti a parlare di argomenti che fino allora potevano essere considerati quasi come un tabù nel setting appunto dell'ambulatorio. Infatti, soprattutto parlando di uomini, che poi sono quelli che forse vivono in maniera più, posso dire, responsabile, più consapevole, ecco il termine esatto, la loro sessualità, preferiscono e desiderano sempre di più mantenere una vita sessuale attiva anche se avanti con gli anni. Non che la donna non ci tenga, secondo me ci tiene anche la donna, però fa più fatica ad ammetterlo anche con se stessa, e questo lo vedo perché seguendo ormai le stesse persone da 25 anni effettivamente mi rendo conto che questa esigenza c'è, solo che fai più fatica a tirargliela fuori. E il medico di medicina generale è molto spesso il primo referente a cui si rivolgono queste persone, il primo a cui riescono a chiedere un consiglio. Talvolta hanno timore, vergogna, talvolta usano delle perifrasi per introdurre il discorso, talvolta partono molto alla lontana parlando di altre cose, però alla fine poi riescono, perché sanno, si fidano, sanno che poi effettivamente riusciranno a trovare qualcuno che perlomeno li ascolta. Addirittura mi è successo più di qualche volta che i pazienti abbiano mandato la moglie in avascoperta, cioè sa, mio marito avrebbe qualche difficoltà, lei cosa ne pensa? Dopodiché se io dicevo ma sì dai venite oppure me lo mandi, ne parliamo, arrivava l'ometto e dopodiché si cominciava un discorso un pochino più serio. Però c'è questo aumento della domanda. Quindi da quel momento in poi, comunque con un po' di calma, perché comunque i cambiamenti sono lenti a verificarsi, i medici di famiglia hanno capito che dovevano riappropriarsi, o meglio appropriarsi, perché non se n'era mai parlato, di una disciplina che potesse così sensibilmente migliorare la qualità di vita dei loro pazienti. E talvolta sento proprio la necessità, lo capisco da certi messaggi che manda il paziente, a volte in maniera proprio subliminale, di instaurare io il discorso, cioè di intraprendere, di fare la domanda giusta che può sembrare banale in quel momento, ma che in realtà può aprire una serie di argomentazioni, una serie di come dire, considerazioni che poi portano a fare eventualmente una valutazione di questo problema. E si vede proprio che il paziente, e questo lo diceva stamattina, mi pare proprio la psicologa, la dottoressa, mi pareva che proprio fosse stato già detto che il paziente si aspetta che sia il medico a fare la prima domanda. Lui ha questa esigenza, però non ha il coraggio probabilmente di iniziare il discorso. E allora se io gli faccio capire che sono disponibile all'ascolto, buttando lì una domandina anche così
banale, che potrebbe sembrare banale, è ben felice di abboccare. Però questo implica una particolare sensibilità del medico nel cogliere questi segnali, perché se io mi limito a viene per la tosse, lo visito, gli faccio la ricetta e lo mando via, è chiaro che non lascio spazio a eventuali altre possibilità. Infatti, da numerosi studi che erano stati citati anche stamattina, si è visto che l'82% dei pazienti con dei questionari che erano stati somministrati in maniera anonima, ovviamente, giudica molto importante il proprio benessere sessuale. Quindi la cosa è sentita, l'argomento è sentito, il bisogno. Il 60% di queste persone sarebbe ben felice di poterne parlare con il proprio medico. E talvolta la semplice anamnesi sessuale, il fatto stesso che io faccia quella fatidica piccola domanda, aumenta di quasi 6 volte il numero di persone che ne parla e che esplicita i propri problemi della sfera sessuale. Forse diversamente questo non sarebbe mai emerso. Quindi, nella quotidianità dei nostri ambulatori però ci troviamo davanti ad una situazione un po' diversa. I nostri pazienti, come li chiamavamo una volta, cittadini, le persone, gli individui che frequentano i nostri ambulatori vengono per i motivi più disparati. Ne parlavo prima con la dottoressa, purtroppo noi abbiamo le sale d'attesa sempre più piene di gente. Come i pronto soccorsi sono pieni di persone che vanno lì per un malessere non ben definito, così nei nostri ambulatori, a maggior ragione, proprio perché siamo l'ultimo presidio gratuito, poi si passa allo specialista e per quanto poco un ticket bisogna pagarlo, da noi possono venire tutte le volte che vogliono. Hai voglia di mettere appuntamenti e telefona, non è possibile arginare questa folla di gente che esprime sia patologie reali, organiche, ma sia anche delle somatizzazioni di disagi ben più profondi legati appunto a questo stato di profondo malessere che vive la società in quest'ultimo periodo. E per noi, con queste sale d'attesa così ridondanti di persone, può essere difficile in realtà dimenticare che ci sono tutte quelle persone che aspettano e dire aspetta, mi fermo un attimo qui a parlare con questa persona che magari può avere dei problemi diversi. Però questo tempo bisogna trovarlo. Fondamentale sarebbe in questi casi, e se ne è tanto parlato stamattina, la collaborazione proprio con uno psicologo o comunque con una struttura del territorio che non sia il servizio di igiene mentale, che non sia il reparto di psichiatria, che invece lasciamolo per le situazioni più serie, di patologie vere e proprie. Qui stiamo parlando di un aiuto sia per quanto riguarda il paziente, ma soprattutto per quanto riguarda me, professionista della salute, che non ho avuto una preparazione adeguata nel campo e che di conseguenza ho bisogno di qualcuno che mi affianchi per parlare nel migliore dei modi a queste persone, altrimenti rischio di essere vago, di essere troppo generalista, di affrontare le cose in maniera troppo semplicistica, e invece in alcuni casi potrebbe essere utile avere una specificità anche nel dialogo. Non è facile affrontare un dialogo con una persona, soprattutto se ha un problema così intimo e particolare. Purtroppo di questo se ne è parlato tanto, si è parlato tanto dello psicologo di base, però mi pare che dal punto di vista organizzativo, forse anche per i problemi economici che la sanità ha in questo momento, mi pare che ci sia ancora molto da fare. E talvolta noi cogliamo che ci sono queste difficoltà nel paziente appunto perché assume un atteggiamento particolare, ci manda questi messaggi particolari e non sempre, però lo dico mea culpa, riusciamo a intervenire e quindi a instaurare. Però io devo dire una cosa, cerco sempre di farmi memoria di questo e magari in un'altra occasione cerco di riallacciare il discorso e di riprenderlo proprio per non lasciare, come dire, inascoltata questa domanda. In quel momento appunto una domanda che potrebbe essere banale può effettivamente aprire e diventare strategica e può far cogliere eventuali criticità che riguardano appunto la sfera sessuale. Oppure quando vediamo che un paziente, in particolare una paziente che sono le maggiori frequentatrici dei nostri ambulatori, anche perché le donne sono più attente alla propria salute, quindi sono un po' più sensibili a questo, viene tante volte per magari lo stesso sintomo, o tante donne che vengono spesso perché hanno la cistite, perché hanno dei problemi della sfera uroginecologica, la vaginite, molto spesso questo può essere lo specchio di un disagio di tipo sessuale.
o perché c'è un abuso, e allora lì andiamo in un altro campo, anche quello è un argomento molto importante su cui l'Ordine dei Medici di Venezia è molto impegnato, stiamo facendo anche tanti convegni sulla cosa, ma anche proprio sulle difficoltà di affrontare una vita sessuale, una vita di coppia normale col proprio partner, e viene somatizzato con una serie di disturbi di tipo ginecologico. Ovviamente parlando dei due generi, le difficoltà che possono essere esplicitate, i problemi che possono essere esplicitati sono diversi. Nell'uomo, e se ne è parlato tanto stamattina, per cui ho pensato di non dilungarmi tanto, soprattutto ci sono i problemi della disfunzione erettile o dell'eiaculazione precoce. Per quanto riguarda la donna invece è tutto un po' più sfumato, perché difficilmente la donna viene a parlare del fatto che non riesce a raggiungere l'orgasmo, che non ha piacere nel rapporto di coppia. Più spesso si parla di questi argomenti quando, superato lo scoglio, il giro di boa della menopausa, si cominciano ad avere i problemi, non so, della secchezza vaginale, di infezioni ricorrenti. Allora lì può essere intrapreso un discorso del genere e si comincia a parlare anche di calo della libido, e spesso lì la donna si apre un pochino di più. Però c'è sempre l'elemento scatenante, vale a dire vengo non per questo, ma vengo per dirti che sono andata in menopausa e che quindi ho una serie di altri problemi. In certi casi però la menopausa può avere un effetto positivo, perché il fatto di non aver paura di avere gravidanze indesiderate può al contrario migliorare la voglia la libido, e questo allora può far eventualmente slatentizzare i deficit che ci sono a livello del partner, del marito. È lì che scattano le richieste invece di altro tipo di farmaci per l'uomo. D'altro canto il fatto per una donna di avere una vita sessuale ancora attiva nonostante l'età può migliorare molto la sua qualità della vita, non solo per il piacere in sé, ma anche perché si sente desiderata. Quindi i figli sono cresciuti, sono grandi, sono via, restiamo in due, è importantissimo che questo rapporto sia fondamentale. Con quello non devo per forza, come diceva il collega, raggiungere l'orgasmo o altro, ma sentirmi desiderata e quindi avere una soddisfacente vita di coppia sarebbe fondamentale. Darebbe benessere. Ma c'è da dire un'altra cosa, e qui non so se diventerò antipatica, a parte che colleghi uomini, medici di medicina generale qui oggi non ne vedo. Comunque al di là di questo, ci sento, scusami, bene. Allora non ti arrabbiare se dirò questo, la differenza di genere c'è anche nel curante, a mio parere, perché molto spesso l'uomo tende ad avere una visione, questo è un suo grande pregio che bisogna riconoscere, molto oggettiva delle situazioni. Un uomo tende, a mio parere, a concentrarsi sul problema che viene portato in quel momento e così portare tutta la propria attenzione su quello, cercare di risolverlo, e dopo, cosa fatta? Capo A. La donna cerca sempre, per sua forma mentis di solito, di vedere la persona nel suo insieme, e ho notato, anche parlando con colleghi, che molto spesso una donna medico è più sensibile a questo tipo di problemi, sia che gli vengano portati esplicitamente, sia che si tratti di coglierli tra le righe. Forse abbiamo una visione un po' più olistica, forse pensiamo, ci medesimiamo quando si tratta di una donna, ma anche se si tratta di un uomo, pensiamo più ad una dimensione, diciamo, anche familiare di queste persone, quindi anche di coppia. In ogni caso, bisogna forse cambiare atteggiamento rispetto a quello che si faceva fino a qualche anno fa. Bisogna che i medici di medicina generale comincino effettivamente a considerare ubiquitariamente questo come un problema facente a pieno titolo parte del benessere degli individui, e quindi non ci si può più limitare ad una medicina che scopre le malattie e possibilmente che le guarisca, ma dobbiamo applicarci ad una cosiddetta medicina di iniziativa, vale a dire dobbiamo cercare di rendere il terreno fecondo perché il paziente possa portarci i suoi problemi e per garantire quindi il benessere dei nostri assistiti. Quindi bisognerebbe, usiamo il condizionale, modificare gli atteggiamenti, se possibile, tempo permettendo ovviamente, dedicare maggior tempo all'ascolto del paziente individuo. Tempo fa girava uno studio molto interessante che mi ha fatto molto pensare. Quando un paziente entra in ambulatorio del medico di medicina generale e comincia ad esporre i suoi problemi, viene interrotto entro i primi 30 secondi. Perché il medico, nella sua fretta indiavolata, pecca di supponenza molto spesso, e lo dico
io personalmente parlo per me, nel senso che quando il paziente comincia a parlare noi già abbiamo capito che cosa ci vuole dire, vuoi perché lo conosciamo da tanto tempo, vuoi perché magari bene o male le richieste sono sempre le stesse, e talvolta solo in un secondo tempo ci rendiamo conto che la cosa è un po' diversa da come ce l'eravamo immaginato. Ovviamente non voglio generalizzare, non è che mi succeda sempre, però con certe persone che sono le frequentatrici abituali dell'ambulatorio, sì, effettivamente tendiamo ad interromperli presto, e questo non è giusto. Bisognerebbe imparare ad ascoltare, magari ascoltare bene, quindi un ascolto attivo, diciamo, però non farsi sommergere da quello che dice il paziente, però ascoltare un po' di più. E poi avere chiaro anche per noi cosa intendiamo per piacere, perché come dicevo prima, se non ce l'ho chiaro per me non riesco neanche a capire cosa sia giusto per l'altro. E non si può affrontare un problema se non lo si è prima analizzato personalmente. Vi ringrazio dell'attenzione.